Target, alla scoperta del nostro magnifico mondo, ci riporta a Misurina, il mondo delle tre cime di Lavaredo. Siamo in questa località in quota del comune di Auronzo di Cadore con un binomio apparentemente innaturale, neve e bike. In questo contesto invernale, prima però che scenda dal cielo il manto bianco ben più consistente, un nutrito gruppo di ciclisti è stato impegnato anche quest'anno nella 3 Epic Winter Ride. Lo scenario, in una magnifica giornata di sole, è sempre incredibilmente spettacolare e i ciclisti possono cimentarsi anche al di fuori dei tracciati principali, dove con un livello della neve in linea con l'inverno a questa quota sarebbe assai più problematico. Tradizionali o elettriche, le classiche mountain bike o le fat bike offrono prestazioni più o meno performanti a seconda delle caratteristiche del fondo. Anche questa manifestazione tra lo sportivo e il goliardico rientra in una politica a favore delle due ruote a pedali, i cui appassionati, a qualunque livello, trovano qui ad Auronzo, terra delle tre cime, un vero paradiso. Siamo giunti alla fine della terza edizione della 3 Epic Winter Ride, questa manifestazione che si corre sulla neve nei sentieri nevati di Misurina, con uno scenario unico nel suo genere, cioè le tre cime di Lavaredo. Terzo anno che proponiamo questo evento, che è un evento collaterale alle ben più importanti manifestazioni estive su strada e di mountain bike che si svolgeranno a giugno e a settembre. Ma siamo partiti 3 anni fa con questo progetto che non vuole essere una gara, ma vuole essere un ritrovo da tutti gli amanti della mountain bike, della fat bike, e correre in un contesto ambientale unico. E proprio questa peculiarità che ha questo territorio, cioè tutti questi sentieri, questi ciclabili, queste mulattiere, sicuramente possono dare una svolta anche all'economia del territorio. Il cicloturismo è sempre più sentito, sempre più forte l'idea di portare la gente a fare una vacanza attiva in bicicletta sul territorio, e posizionarsi in questo modo e far conoscere il territorio di Auronzo e Misurina a tutti gli amanti in una veste sia invernale che estiva sicuramente sarà un futuro per questa regione. Non dimentichiamo che il 30% sono veneti dei partecipanti, il resto è gente che proviene dall'Emilia Romagna, dal Piemonte, dall'Abruzzo, dalla Calabria. Quindi in questi 3 anni si è sviluppato veramente un gran biglietto da visita per il territorio Auronzo-Misurina legato al cicloturismo. Noi stiamo lavorando per finire questa ciclabile che arriva qui a Misurina e che dall'estate prossima sarà sicuramente pronta, per poi iniziare la ciclabile che da Misurina va giù a Campolin e collegarci pertanto con la Pusteria. Dall'altra parte lavoreremo sempre prossimamente per collegarci con Calalzo e Pieve, in modo tale che poi ci sia una continuità in Val Belluna. Pertanto cercheremo di fare di questo territorio un territorio che sia assolutamente a favore e compatibile con le esigenze di chi la bici la utilizza costantemente, sia in estate che in inverno. Grazie comunque di essere qui e mi auguro che ci sarete anche l'anno prossimo. Il matrimonio tra Auronzo e la bicicletta si concretizza dunque nella realizzazione di nuove spettacolari piste ciclabili e nel perfezionamento delle esistenti, oltre che nella presenza sempre più massiccia di eventi importanti sia estivi che invernali, e trova il suo apice nell'assegnazione dei mondiali di mountain bike del 2018.
'cause it seems that I am in a dream. Or maybe I just had some stroke of luck, 'cause this love's now my reality. Arriva poi il momento in cui anche l'inverno cambia marcia e la neve, che qui è la protagonista assoluta, dona emozioni e tanta spensieratezza. Abbiamo già visto diversi modi per assorbire fino in fondo l'anima di questo luogo magico, ma certamente uno dei più emozionanti è lo sci alpinismo, una disciplina fantastica che richiede però la dovuta attenzione. Siamo a Misurina, stiamo affrontando una salita di sci alpinismo. La prima cosa da fare quando si affronta una salita di sci alpinismo è informarsi, sia dal punto di vista meteorologico, dal punto di vista nivologico, le condizioni della neve. Se uno conosce la via, informarsi se per caso qualcuno l'ha affrontata prima, se ci sono dei pericoli, ci sono degli accumuli, eccetera, e poi bisogna avere appresso tutti gli accorgimenti necessari per affrontare una salita di sci alpinismo. Nello zaino avere la pala, la sonda e strumento ricettivo che si chiama larva, che serve per un eventuale soccorso nel caso uno rimanga sotto una valanga. Oltre a questo bisogna avere una preparazione prima, fare delle ricerche, non bisogna essere sprovveduti, bisogna andare con gente esperta o con delle guide alpine. Prima di affrontare una salita nello zaino bisogna avere la maglietta di ricambio, un pezzo di cioccolata, un po' di tè, tutte quelle cose che servono se uno ha bisogno durante la salita. Lo sci alpinismo non è come lo sci da discesa che ha un blocco unico, si blocca automaticamente, ha due funzioni. La funzione per la salita, questo è girevole, che è la funzione così, che si blocca in discesa, e così per la salita. Prima operazione si punta il piede, si controlla che questo non sia dalla parte della discesa, in modo che lo scarpone sia libero per la salita. È una disciplina che viene praticata collettivamente, non è un tipo di attività che si fa da soli, per cui è importante avere anche un protocollo di comportamento all'interno del gruppo. Il capogruppo deve conoscere quanti elementi è insieme, la loro posizione, per riuscire a gestire bene il rischio. Pertanto le informazioni il giorno prima bisogna verificarle sul bollettino Nivometeo, che nel nostro caso dal centro sperimentale di Arabba vengono divulgate verso le 14. Si possono fare delle gite stupende, ad esempio le più classiche, proviamo la Forcella della Neve oppure la Forcella del Nevaio, oppure un bel giro è le 5 Forcelle per arrivare poi al Fondatario, e poi si può scendere più per la Val Campedelle fino in Val Marzon, oppure salire alle 3 Cime e da là scendere verso la Val di Landro, oppure al rifugio Dreizinenute per poi arrivare a Moso attraverso la Val Sassolvecchio. Si possono fare delle gite remunerative,
molto belle, ma quello che è più importante, io direi, almeno all'inizio, farsi insegnare bene da un professionista della montagna, che è la guida alpina in questo caso. 5-6 giorni vi dà i primi rudimenti necessari a far sì che possiate gestire una gita elementare. Ecco, alla fine della salita poi ci si ferma e si deve ricondizionare tutta l'attrezzatura in funzione della discesa. Pertanto si tolgono gli sci, si posiziona l'attacco nella posizione di discesa, si tolgono le pelli di foca, si chiudono le scarpe per avere una maggior sensibilità in discesa e poi si parte scegliendo chiaramente anche qua l'itinerario più adatto e più sicuro per evitare di incorrere in pericolo valanghe. Quando si scende nel fuoripista bisogna usare molta attenzione per riuscire a trovare il giusto itinerario per evitare il pericolo. Come sapete, noi qua siamo sul territorio delle Tre Cime di Lavaredo, uno dei più bei balconi al mondo, ma vi invito comunque a visitare non solo le Tre Cime, ma anche i Calini, il Sorapis, il Popena. È un territorio questo che è pieno di opportunità. L'augurio da parte nostra è che le opportunità offerte da Target per scoprire le tante suggestioni e meraviglie della Terra delle Tre Cime siano state di vostro gradimento. E allora, appuntamento alla prossima puntata per altre emozionanti proposte.